Sono molto contenta di potervi annunciare con noi in collegamento telefonico Mariella Nava, cantautrice. Buonasera. Buonasera e bentrovati tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito, fra l'altro in una giornata così importante come quella di oggi, in cui si parla appunto di essere contro la violenza sulle donne, ma è bello poter fare qualcosa che può partire anche da una narrazione differente, come il mondo del cantautorato femminile, che potrebbe davvero fornire un'altra visione di mondo. Sì, certamente, noi raccontiamo il mondo osservandolo dall'altra parte, dal nostro punto di vista, e si è più avvezzi a pensare che un uomo scriva per una donna e non il contrario, come è successo anche a me, come ho avuto la fortuna di fare, no? Di consegnare quindi la mia visione. È molto bello, insomma, affiancare i racconti, perché da diversi punti di vista lo stesso soggetto può essere guardato appunto con ottiche diverse, no? Quindi con interpretazioni differenti e comunque complementari, così come si è anche nella vita, tutte le cose che ci riguardano, insomma, nel lavoro. Certo. Ed è bello appunto aprire soprattutto la nostra storia, la storia della musica italiana, che è ancora così stretta e ancora così restia, a dare gli spazi, a concederli, insomma, a chi racconta, a noi raccontatrici, diciamo, oltre ai cantanti. Ci piace questo termine, raccontatrici, l'importanza del raccontare, perché appunto passare dall'essere l'oggetto di ciò che è stato raccontato, poter finalmente avere il polso di avere la propria visione di mondo è molto importante, ed è quello che fa anche il trio Cantautrici. Lei insieme a Grazia Di Michele e Rossana Casale, fra l'altro si mostra direttamente proprio come fare rete fra donne. Sì, è molto bello perché tra l'altro proveniamo da generi musicali differenti, quindi unirci e darci questo appuntamento musicale è molto arricchente già per noi. In più forniamo anche un'opportunità alle giovani leve, perché sosteniamo le giovani cantautrici portandole un po' con noi nelle nostre esperienze live. Molte di loro aprono i nostri concerti e quindi è bello, insomma, fare rete, come dicevi tu, dare una chance. Dare un'opportunità diversa, anche perché purtroppo ancora oggi siamo spesso a dover raccontare episodi di cronaca, episodi di femminicidi, e spesso tutto ciò avviene proprio da una cultura malata, che può migliorare anche grazie a queste nuove narrazioni. Purtroppo è una cultura abbastanza basica, ancora imperante, ma noi guardiamo solo gli atti estremi, che sono quelli più raccapriccianti, no? Come i femminicidi, come altre forme di violenze, ma secondo me ce ne sono tante, più subdole, più nascoste, che si innervano nella nostra società a tutti i livelli, anche a quelli lavorativi. Ci sono anche casi di mobbing, ci sono casi di, come dicevo prima, di restrizioni di percorsi, quindi ancora dobbiamo superare una forma mentis che è molto maschile. Non ultimo, oggi Amadeus ha detto per esempio che sarebbe offensivo ha detto questa frase: sarebbe offensivo concedere le quote rosa per numero, cioè decidere che metà cast fosse destinato alle donne, perché lui sceglierà le canzoni solo che meriteranno, ma dentro in fondo, se andiamo ad analizzare, evidentemente nella sua concezione è impossibile che metà donne possano meritarlo, perché altrimenti non avrebbe detto una frase del genere. Quindi diciamo che ogni tanto ci sono anche questi scivoloni che accadono, sono già capitati, proprio figli di questa cultura. Esatto, questa cultura che continua ad essere, ahimè, troppo sessista, troppo maschilista, troppo ancora decisionista e contraria e avversa a quello che è il nostro progresso. Insomma, ora non è che siamo a livello di talebani, però insomma ancora c'è tanto da fare, c'è tanto lavoro. Diciamo che è difficile un po' per tutti, anche per chi si impegna e appunto ha una sensibilità nei confronti di questi temi, ma ogni giorno magari ci confrontiamo con qualcosa di diverso, e tutto ciò che è diverso, tutto ciò che è cambiamento, ogni volta ci mette davanti a delle scelte e magari ogni tanto si sbaglia. L'importante credo sia proprio parlarne, ed è bello sapere che esistono questi progetti che danno una mano, danno la possibilità alle donne di esprimersi, e soprattutto è bello anche vedere questa solidarietà fra donne, dato che spesso viene messo in discussione anche questo lato. Certo, noi siamo qui per dimostrare che invece si può andare avanti e si può fare catena, insomma, si può fare unione corale per finalmente abbattere questi preconcetti, insomma. E noi la ringraziamo per essere stata con noi e averci raccontato tutto questo. Grazie davvero a Mariella Nava per averci dedicato il suo spazio. Speriamo di fare sempre meglio, sempre di più. Grazie ancora. Grazie a voi.